speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 per presentare candidati e programmi dei vari movimenti politici. Quest'oggi è nostro ospite il senatore Franco Conte, senatore uscente ma candidato invece alla Camera per le prossime elezioni nel collegio plurinominale Veneto 1 che comprende parte della provincia di Venezia e anche 11 comuni della Marca Trevigiana, in particolare dell'area castellana. Franco Conte, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona giornata. Candidato per Noi per l'Italia UDC. Franco Conte, parliamo di un argomento che purtroppo, viene da dire, è sempre di stretta attualità, ovvero quello della sicurezza. Si parla spesso di una sicurezza reale, le statistiche dicono che nel nostro territorio il numero dei reati è in calo e soprattutto è decisamente inferiore rispetto ad altre zone del paese, eppure anche e soprattutto qui il senso di insicurezza percepito dai cittadini rimane ancora molto elevato. Certamente sì, c'è una diversità notevole tra la sicurezza reale, che è quella dei dati che sono stati citati, rispetto alla sicurezza percepita, che è l'impressione che hanno i cittadini. Quali sono i motivi? Sicuramente ci sono tante preoccupazioni che conseguono da alcuni fatti di cronaca che purtroppo abbiamo riscontrato in maniera diffusa nel territorio, che vanno dai piccoli furti, che vanno ai furti ben più gravi nelle abitazioni, dove c'è l'intromissione, quindi anche proprio la violazione del domicilio privato. E questa è una situazione che dà particolarmente fastidio ai nostri cittadini, ad alcune aggressioni personali che sono state fatte, ad altre situazioni che si sono verificate e che si stanno verificando. Ecco, è confortante che i dati dicano che c'è una diminuzione, perché vuol dire che le misure che sono state messe in atto da parte degli organi della sicurezza pubblica, qua è giusto dare il giusto merito a chi le ha organizzate, il prefetto, il questore, che sono i principali responsabili dell'organizzazione dei servizi, i carabinieri, un po' tutte le forze dell'ordine. Ecco, bisogna dare atto all'impegno che mettono. Io giro molto per la provincia di Treviso e negli ultimi anni ho visto molte più pattuglie rispetto a quelle che c'erano in passato. Però, ecco, gli organici sono ancora in forte sofferenza, non sempre i singoli comandi locali hanno i mezzi anche finanziari proprio per le manutenzioni delle automobili, dei mezzi di trasporto, quindi ci sono delle situazioni da affrontare che sono legate sia alla carenza della dotazione di personale, sia alla carenza di risorse finanziarie che devono essere affrontate. Però, ripeto, è importante quello che è stato fatto. Sarebbe negativo non riconoscerlo, non sarebbe neanche giusto nei confronti delle forze dell'ordine che con poche risorse, con pochi mezzi stanno dando il massimo. Io, parlando col prefetto, parlando col questore, ho riscontrato che molte persone degli organici che lavoravano negli uffici sono stati spostati proprio all'esterno, portati al territorio per dare questa risposta. Naturalmente bisogna ancora fare di più. Dopo, per quanto riguarda, ecco, un'altra considerazione, è impossibile che le forze dell'ordine arrivino a controllare tutto il territorio. Noi abbiamo un territorio dove le abitazioni sono sparse, sono diffuse, molto grande, molto vasto, ci sono aree collinari di montagna oltre a quelle di pianura e quindi è difficile per le forze dell'ordine arrivare dappertutto e garantire il controllo su tutto il territorio. E allora sono importanti anche quelle iniziative che stanno partendo in alcune aree, in alcuni comuni, soprattutto dove c'è maggiore concentrazione di abitazioni e di persone, che è quella del controllo del vicinato. Cioè quelle piccole attenzioni che ogni cittadino può rivolgere a quello che succede intorno e a segnalare alle forze dell'ordine se c'è qualcosa che sembra essere anomalo. Laddove sono state fatte queste segnalazioni,
c'è stata la possibilità di prevenire anche qualche furto, qualche aggressione, qualche situazione spiacevole. Quindi io credo che sia importante anche questa forma di controllo. Franco Conte, al tema sicurezza viene spesso, quasi automaticamente associato anche il tema immigrazione, Sì. un altro aspetto molto caldo anche nel nostro territorio. Ecco, cosa si può e si deve fare in questo ambito? Allora, per quanto riguarda l'immigrazione, tengo anche qua a precisare un dato. La maggior parte dei furti nelle abitazioni sappiamo che non sono opera di migranti o di extracomunitari. L'abbiamo riscontrato, sono i dati delle forze dell'ordine. C'è stato invece una presenza maggiore di reati di migranti o di extracomunitari per quanto riguarda le aggressioni, anche le aggressioni alle donne. Ecco, quindi credo che proprio per questa situazione, per questo fenomeno di migranti che purtroppo il nostro territorio sta sopportando in maniera ormai troppo consistente, troppo elevata, non è possibile continuare così, dobbiamo cercare di esercitare un maggior controllo diffuso, ma soprattutto dobbiamo fare in maniera che quelle persone che sono in Italia, nei nostri territori, senza averne il diritto, cioè senza essere persone normalmente immigrate e inserite nel contesto locale, oppure senza avere il riconoscimento dello status di profugo, ecco, chi non è regolare non può, non deve rimanere in Italia. Il centrodestra, di cui fa parte anche il movimento per il quale lei è candidato, insiste sul aiutiamoli a casa loro, appunto, bisogna in qualche modo prevenire questi flussi migratori che poi, insomma, sono i dati del Viminale, sono generati soprattutto da motivazioni economiche. Sì, allora noi dobbiamo agire su due direttrici. Una è quella della situazione attuale, li abbiamo qua e quindi bisogna controllare il territorio, bisogna verificare chi ha diritto di essere ospitato perché è profugo, ripeto, strettamente profugo, non migrante. L'altra situazione è quella di prevenire gli ingressi. Prevenire gli ingressi significa dover intervenire prima che partano, quindi nel nord dell'Africa, nelle coste della Libia in modo particolare. E noi siamo in un'area geografica dove non arrivano solo quelli che magari sono sbarcati a Lampedusa o in Sicilia o in Calabria e vengono trasferiti al nord, ma siamo in un'area in cui arrivano anche degli stranieri che attraversano la cortina, quindi dai paesi dell'ex Jugoslavia, quindi che aggirano e che entrano dall'altro lato. E quindi siamo soggetti a questo doppio tipo di ingressi. Ecco, bisogna riuscire a bloccarli. E bloccarli vuol dire prevenire fermandoli prima che partano. Grazie a Franco Conte, candidato alla Camera, capolista nel listino plurinominale nel collegio Veneto 1 per Noi per l'Italia. Grazie. Grazie a voi e buona giornata. Grazie anche da parte mia per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento con uno dei prossimi spazi dedicati all'approfondimento in vista delle prossime elezioni politiche. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.